1400? 1400? No, scusate. Non mi sembra buono, onestamente. 1400. Ma che rottura. Vabbè. Ah, fai le analisi? Potrebbe essere un'idea. Comunque, io non l'annullo la partita perché può essere interessante. Ma non qui, mandamela. No, no, non la faccio qua l'analisi. La faccio. Cioè, mandamela sul mio profilo e ti do un commento se vuoi. Ci bisogna avviare a 2003. Allora, voglio provare. Mm, mm, mm. Posso provare qualcosa. Proviamo la Carocan. Tu dici? Dici che imbroglia? Vabbè, ragazzi, se gioca troppo bene lo vedremo. Ok, io questa variante non la conosco. Facciamo filo di G4. Ehm, Comunque dicevo 2-3 per diventare maestro fide. Io, cioè, mi mancano 120 punti. Eh, Però, ragazzi, io vi svelo questo. Cioè, se uno vale un punteggio, io ho capito che poi ci diventa quella categoria. Velocemente. La cosa è valerci. È la cosa complicata. Comunque, onestamente, non mi sembra imbrogli. Cioè, già sono uscito bene dall'apertura. Sto facendo pressione su D4. Minaccio alfiere per F3. Insomma, C4 ha preso il pedone. Ma non lo so, ora forse devo cambiare i criteri di matching. No, vabbè, dai, ma che imbroglio. Forse c'è anche cavallo per 3. Aspetta, cavallo per 3. Il mossone. Cavallo per 3, idea, donna per D4, cavallo C2. Ok, interessante. Aspettate, non faccio in pre-move perché se lui non gioca qua re via, ritorno in C2. Abbastanza semplice, diciamo che the move. Faccio uno scacco di intermedio così sviluppo il pezzo. Ok, presa e D4. Finita abbastanza velocemente. Ma non abbandonano mai. È difficile che abbandonino. Molto difficile. Però lui lo dice, I am not good. 04. Però il nome mi piace. Ma la bandiera è del Qatar. Qatar. Ok. Grande Shadows. Oi. Che nome strano. Perdono, dolo, tempo, meglio passare alla partita successiva. Ma che ti è successo, Bilo Diago? Offre patta, no, ragazzi. Queste sono cose. Don't show. Ah, incredibile. È interessante questa cosa. Che non ti dicono. Però, ragazzi, questa è la cosa che veramente mi fa girare le palle. Perché, nel senso, voi lo sapete. Mi ho fatto 2 volte patta, peraltro. Me la sto offrendo ogni mossa. È che ho fatto. C'è una cosa su chess.com. Sì, sì, capito? C'è una cosa su chess.com che dice non mostrare più l'offerta di patta, ma lui me la sta continuando a offrire. Cioè, al solito gli racconta la cosa dell'avvocante, bla 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 bla, che viene raccontata, però sto tagliando, mi è arrivato un ictus improvviso, e vabbè, lo sai come si dice, lo sai, no? Comunque, ora questo qua, appena ci sarà una mossa dal matto, si metterà lì e aspetterà finché non scade il tempo. Sicuro, segnatelo. Ah, non lo so, speravo lo dicessi tu.
Mi diverto con te, Bilo Diego. Che spari cazzate come me. Ma tutti voi sparate cazzate come me. Per questo siete nel cuore. Ehm... Ok. Comunque, che ve stavo a dire? Niente, quindi... Questa è la cosa che mi fanno incazzare, cioè... A morire Uniguain, a morire Uniguain. Sì, sì, vale per queste cose? È paziente. Paziente, paziente. Lo vedi e mi dicono che sono arrogante, cose. No, non lo facciamo anche oggi il meme, basta. Già l'ho detto ieri. Eh, guardate, voi non lo vedete, però in pratica mi ha offerto patta 3 volte. Siamo a tre offerte di patta. Ok. Da ora gioco, visto che vi lamentate. Vado. E richieste di apertura, mi raccomando, scrivetele. Dave Master va sempre la risposta pronta. Mm, che dite, riprovo la Karokan? Scrivetemi un sì o un no veloce. Un sì o un no veloce, dai, veloce, veloce, veloce. Ok. F4, strano F4. Anche sulla francese ogni volta gioco in F4, però non mi fa impazzire. Cioè, ho questa casa, peraltro ci potrebbe essere oggi domani un concorso al Fiere 4, quindi non lo so. Cioè, nel senso non mi crea reali problemi. Qui potrei anche giocare con F6. E6 F6, E6 F6. Eh, faccio E6 e poi faccio F6. Perché F6? Io la cosa che vi dico spesso, no? È che comunque è importante la cultura scacchistica. Quindi se avete un'idea in una determinata posizione, ci può stare di cercare di metterla anche in un'altra posizione. E questo è quello che sto cercando di fare. Lui però mi ha giocato un cavallo di 4 strano, che in effetti, boh, non so se è buono o non è buono. Però, ecco, forse H5 è stato un errore, devo fare H6. Perché penso questo? Perché gli ho lasciato un importante avamposto in C5. In C5, scusami, in G5. Quindi dicevo, una cosa che capita spesso, ecco, è quella di avere degli schemi in una determinata posizione e lì dovete essere, secondo me, bravi a farvi contaminare da quegli schemi. Io ho sbagliato, a furia di farmi contaminare mi sono fatto contaminare dal Covid. Battutaccia. Ma è così, ok, c'è cavallo... Minchia. Cavallo B5, D4, cavallo D6 scacco, Re F8, cavallo per B7, donna C7 e dovevi prendere un pezzo. Penso, eh. Poi qui sopra c'è... Sicuramente è già stato chiesto spesso. Per cosa sta 300 nel nome del canale? Ok, sì, sì, yes. Ok, tutti si appassionati di Caravan. Ehm, allora, io non ci sono da poco nel canale. Da quello che ho capito c'è una difesa un po' strana che ha inventato Christian, che non per male, ma non è buona ovviamente. Però è particolare, che si chiama, che ha chiamato difesa 300, o non so se l'ha inventata lui, però per questo. E quindi penso che sia questo il motivo. Però io sono l'ultimo arrivato, ma non l'ultima ruota del carro. Ah, e poi ragazzi, vi racconto questa cosa è divertente. In pratica, nel mio libro, quello che vi dicevo della materia che sto studiando,
mi è apparso. C'erano tutte le cose in latino, no? E poi a un certo punto, a proposito dell'ultima volta del Carlo, last but not the least, c'era questo, last but not the least, in un libro scritto sul diritto, la storia del diritto con tanti termini in latino. Ma che cazzo c'entra? Vabbè, niente, era per mettere questa cosa. Ah, ho preso il pezzo. Poteva prenderselo B7 già che c'era. Acqua, no Coca-Cola. Che citazione. Comunque, donna D7, poi faccio cavallo C6, cavallo E7, cavallo D5. Ricordatevi sempre, ora vi un attimo la parte seria. Eh, o direi everywhere. Ehm, ricordatevi sempre di avere un piano. Meglio il peggiore piano possibile, ma almeno che un piano che non averne nessuno. Citando, parafrasando, diciamo, Tartacover, grande maestro del passato. Ora lui ha un buon pezzo qua, però il pezzo in più diciamo che non mi rende problemi. Poi ricordatevi, una delle mie frasi è: una debolezza è tale, gioco non tipo abuso di potere. No, non li seguo. Scusate, ma io non vedo video di scacchi di nessuno. Non per male, mi annoio, cioè. Forse ogni tanto quelli di Nakamura ho visto. E basta. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. E poi con dei miei amici mi hanno fatto vedere alcune cose. Infatti io Matto Scacco l'ho scoperto per il mio cugino di Bologna, Adgad Mador grazie a uno dei miei migliori amici, quindi non è un'offesa nei confronti di nessuno, sono appunto è par condicio, cioè non seguo nessuno. Ma nonostante ci siano tanti video di qualità, come appunto anche quelli di Matto Scacco, no? Non è un discorso mio. Però buono, sono interessante sapere questa storia. In effetti io a Christian non gliel'ho mai chiesto. Otis 85. Chissà se è Otis per Sex Education. È Otis per Sex Education? Dici. Comunque, vi dicevo, uno dei miei tormentoni, no? È una debolezza è tale solo se si può sfruttare. Eh, aspettate un attimo, sto pensando qua che fare. Perché questo cavallo rompe un po' le palle. Cioè, perché se giocassi cavallo F5 praticamente avrei la vittoria. Vabbè, cavallo D5. Non lo so, no, faccio dove D8. Che non voglio fare F5. Questo cioè perché non ho fatto cavallo D5? Ho fatto dove D8 perché appunto volevo evitare F5. Non volevo questo controgioco. E qui in realtà potrei anche ridare la qualità. Forse. No vabbè dai, faccio ora cavallo F5. Glielo cambio. E poi mangio C per D4. Peraltro sto minacciando questa. E C per D4 è ancora più forte perché c'è anche questo che va ad attaccare i raggi X. Raggi X vi ricordo che non è fatto direttamente, è fatto indirettamente. Sì, lo so, ma Christian è stato mio allievo. Cioè da lì è nata la collaborazione. Comunque io sono dell'idea che scacchi e musica siano collegati. Considerate anche io suonavo il piano e avevo un allievo ad esempio molto forte che insegnava pianoforte al Conservatorio di Catania, insomma, secondo me c'è un collegamento.
come dicevo ieri a un mio allievo che suona pure, spero che un giorno facciano una ricerca in merito. Ma ragazzi, è la cosa anche del multipotenziale, ci sono più possibilità. Ah, ecco, devo finire il discorso. Ora, ogni volta io leggo la chat e non finisco i discorsi. In pratica, dicevo, una debolezza è tale solo se si può sfruttare. Il mio re è posizionato in una casella strana, è vero, ma lui può sfruttare questa debolezza? No, non ha modo di attaccarmelo se ci pensate. Tranne che io impazzisco. Quindi, la debolezza non si può sfruttare. Ok, ok, ok. Mm, diciamo abbastanza interessante. Dalla partita è tutto chiaro, avete dubbi? Ma per caso ditemi una cosa, avete dubbi su qualcosa di particolare, su qualche tema che potrei affrontare durante le partite? Non lo so. Cioè, se avete dubbi voi chiedete. A me farebbe piacere risolverveli. Niente, nada de nada. Ma nel mentre io non ho visto, c'è anche. La formazione me l'ha inserita, scusate, nel mentre controllo, visto che questo non muove. Sì, mi ha messo Solini. Boh, vediamo. Speriamo bene. Ok, lui ha preso lì. Posso fare questa. Non ho preso di alfiere perché non volevo lasciare la torre in difesa. Però in effetti c'è alfiere B4 qui. Allora, sì, non capisco perché il tuo avversario ti abbia regalato l'alfiere qualche mossa fa. È perché non si è accorto che c'era C5 e D4, si è presa la forchetta. Salve, salve Mr. Saurion. Surion? Penso Saurion. Io trovo interessante il tema del doppio attacco simultaneo. Che intendi? Del doppio attacco? Perché devi avere strategia per farlo? A proposito di scacchi e musica, io studio conservatoria e non da tantissimo, mi è nata la passione per gli scacchi. Pazzesco, ma strumento suoni? Pazzesco comunque questo. E vabbè, siccome questa mossa mi rompe. La presa di donna è stata una minchiata. Ho fatto una cazzata qua. E. Risolvo, però. Non ho potuto fare cavalle 3 perché c'era dopo che è spostata la donna c'era il fier B4 e mi sembrava che rompesse. Non ho voluto analizzare troppo. Salve, posso chiedere un consiglio di giocare da nero qualche apertura, cose così. Stessa identica cosa, studio al conservatorio e gioco. Vedete, è pazzesca questa cosa, eh? Incredibile. Ah, grande. Due strumenti addirittura. Complimenti, proprio sei un esempio del multipotenziale. Attaccare due pezzi allo stesso tempo, credo per deviare i difensori. Ah, ok, ok, l'attacco doppio. Non c'è bisogno di aggiungi simultaneo, questa è la cosa che non capivo. Probabilmente sì, Cornelia. Infatti, che studi? Che studi, Under? Comunque, aperture da nero, che stile hai? Cioè, mi sapresti dire che stile hai? Sei uno a cui piace giocare d'attacco, di difesa? Dimmi un po'. Comunque io mi sto complicando la vita in sta partita. Tutto così semplice. Chitarra elettrica sono un poveretto del pop rock. Minchia, chiamati scemo, è grande che suoni la chitarra elettrica. Mi piace un sacco, bravo. Clarinetto e mi sono appassionato di scacchi da un anno. Ragazzi, incredibile. Incredibile, bravi. Io sono molto contento di queste cose. Cioè, avvalorata la mia teoria, quindi sono molto contento. Bravi. Coltivate le vostre passioni. E se ne avete di più, coltivatele.
Spaccate il culo agli altri se fate più cose. Comunque era vittoria proprio facile. Ah, ma questo è finlandese, io non l'avevo notato. Finlandese. Chissà se conosce il grande Pukki, uno dei giocatori più forti esistenti, direi. Timo Pukki. Qui la mossa forte che lui dovrebbe fare è B4 secondo me. Lo prendo qua, gioco questa e poi me la ritorno in D5. E Capitan Sparv, è vero, c'è Capitan Sparv. È giusto. Io non faccio musica, faccio il pugile e mi girerà sempre per caso darà una forte in scacchi. Ma perché non ti informi per la chess boxing? Sono serio. Sai che cos'è la chess boxing? Egli se la tirano. Il mio prof di armonia mi spiegava le cose con gli esempi dei Beatles. Spiegatemi questa cosa. Ah, sono un po' come i muratori e le orecchie degli architetti. Ah, ok, ok. Ho capito cosa vuoi dire. Prendo perché posso fare C5 comunque. Appena mi fa B5 C5. Forse prima faccio F5 per dare una casa di fuga al re. E nel mentre... Ok, lui bravo a scegliere questa linea. Però posso prendere. Ok, magari faccio questa e poi faccio F6 intermedia. Ok. Ah, la partita già era finita. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!